Amici di Directa Sport, benvenuti alle Ginoneri di Arborea, 23esima giornata del girone A di promozione, Arborea contro Cannonau Ierzu. Parte ora il fischio, va Pibiri col destro, palla che schizza. Cerca la sventagliata, palla ottima per Orro, controllo buono qua del numero 21 che poi entra in area, esce Ganadu che gli sbarra la strada. Va Orro, palla tesa in mezzo, spizza di testa Marco Azzeni, manca il tap-in. Passare in mezzo dove perché è arrivato anche il raddoppio di Volein Perez, scarpetato a terra Furcas, ma c'è ancora il Cannonau Ierzu in possesso palla. Qua prova la conclusione da lontanissimo. Poi corre Orro, attenzione perché arriva quasi prima di Ganadu che lotta con il numero 21, porta sguarnita, Orro direttamente in porta! 1-0 dell'Arborea, forse nel momento migliore del Cannonau Ierzu, sblocca la partita Daniele Orro, quarto gol in campionato per il classe 2003. Palla lunga sul secondo palo dove stacca di testa Santoro se non sbaglio. Parte Nosito col destro, palla che resta lì, Serra! 1-1! Proprio Roberto Serra si è guadagnato la punizione e non ha sbagliato il tap-in. Dopo la punizione di Nosito esulta Roberto Serra. Sicuramente uno dei migliori dei suoi. Orro, traversone sul secondo palo dove c'è Capraro. Controllo così Capraro! Nel momento migliore del Cannonau Ierzu di questo secondo tempo, anzi forse della partita, arriva il gol del sorpasso. La difesa dell'Arborea, poi Furcas passa in mezzo a due, c'è tocco, calcio di rigore al 20esimo del secondo tempo. Si attende solo il fischio, arriva ora. Parte Wellington, Stefanato la tocca, palla che passa sotto. Pareggia ancora il Cannonau Ierzu. C'era quasi arrivato Stefanato che ha toccato il pallone, ma non può impedire alla sfera di terminare la sua corsa in fondo al sacco e cercare di far perdere un po' di concentrazione a Orro. Arriva ora il fischio, va col sinistro Orro, palla in mezzo, resta lì, poi Capraro, Paolo Azzeni, c'è un tocco, si lamentano i giocatori dell'Arborea. Serve molto bene Orro, entra in area di rigore, Orro sul secondo palo, Paolo Azzeni, palla che resta lì, Ganadu allontana. Ancora Paolo Azzeni in possesso, cade, c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore, secondo rigore della partita, questa volta è per l'Arborea, se lo guadagna Paolo Azzeni. Per difendere il pari il Cannonau Ierzu, parte Paolo Azzeni col destro, palla che termina sulla traversa. Con le mani Lai. Wellington, spizza di testa, palla che resta lì, poi Festa, evita Stefanato, Festa, si sbatte sul palo, poi il vantaggio del Cannonau Ierzu, in vantaggio il Cannonau Ierzu. Rimonta completata del Cannonau Ierzu, tutta la squadra a festeggiare per la prima volta. È in vantaggio il Cannonau Ierzu che ribalta la partita dopo essere andato in svantaggio due volte al Ginoneri. Direttamente per Umberto Festa che scappa a Camarotta, Festa, Stefanato gli sbarra la strada. Controlla Wellington, stop eccezionale del numero 19 che poi cade sul pressing di Paolo Azzeni, ma finisce qui. Cala il sipario alle Ginoneri, colpo grosso in ottica salvezza del Cannonau Ierzu.